Vicepresidente Bolsonello, lei ha lodato le capacità di visione del gruppo Danieli che oggi ha presentato il suo bilancio 2015-2016. È così, è nei fatti. Danieli, che è il più grande player che abbiamo in regione sui mercati mondiali, è un'azienda che ormai potrei dire non ci appartiene più con la sua invece appartenenza mondiale, ma che ha una radice profondissima nel nostro Friuli e che è legatissimo al nostro Friuli, se è capace di leggere scenari che sono molto complessi. L'ha detto il Presidente Benedetti, l'ha detto molto bene, dice: in questo momento di grande complessità noi dobbiamo avere la capacità di guardare oltre. Io da questa mattina mi porto a casa tre parole: uno appunto è visione, la seconda è integrazione di processi, integrazione di uomini, integrazione quindi di prodotto, integrazione di saperi col saper fare, quindi tutto il sistema dell'università eccetera, e dall'altra l'adattamento, adattarsi. La Danieli cosa sta facendo? Sta facendo forse qualche impianto in meno, benissimo, però sta mettendo a profitto tutte quelle che sono invece le altre grandi capacità del gruppo e quindi sta rimodulandosi anche rispetto a tutte queste altre potenzialità. Lei ha rilevato che l'evento di oggi dimostra che l'industria è al centro e deve essere al centro. L'industria deve essere al centro della nostra visione regionale. 3 anni e mezzo fa, quando ci siamo insediati, io dissi che il manifatturiero restava centrale per le politiche economiche di questa nostra regione. Accanto andava fatto crescere sia il settore dell'agroalimentare che il settore turistico. Sto confermando quello che dicevo, lo stiamo facendo assieme alla Presidente Serracchiani, alla Giunta, al Consiglio regionale. Stiamo mettendo ancora una volta quest'industria, questo mondo industriale al centro dei nostri processi. Mettendo questo significa mettere al centro qualunque altra cosa, dal sistema dei saperi poi alla parte produttiva. È la grande sfida del futuro, è la sfida che vogliamo vincere, sapendo di essere una piccola regione ma che ha all'interno grandissime potenzialità e anche moltissime certezze. Una di queste certezze è sicuramente la Danieli.